Per dirla come l'ha detta Zaia qualche settimana fa, il nostro obiettivo è rimanere tra le palle di Zaia. Visto che lui ha detto che li voleva... quello che disse lui, non vogliamo avere i 5 Stelle tra le palle, lei dice invece noi siamo talmente affezionati che lì stiamo bene, gli vogliamo così tanto bene che lì diciamo ci dei troviamo... gattini attaccati, come proprio dalle sardine ai gattini attaccati. Perché così lo manteniamo bello sveglio, pimpante, e forse inizierà a fare qualcosa, non solamente portare avanti le cose che ha fatto Galan. No, qua deve replicare lei. Ognuno ha le aspirazioni, insomma, che si merita, insomma, perché avere questa aspirazione mi sembra un po' riduttivo per un partito come 5 Stelle, però... Dall'opposizione facciamo opposizione. Cioè. Sì, beh, ma mi lo dice in un flash e poi andiamo in pubblicità. Cioè, secondo lei dovete stare da soli o allearvi con il centro-sinistra? O le civiche, col PD? Qua in Veneto, io l'ho già detto qualche settimana fa, in Veneto l'unico ragionamento poteva essere fatto sulla base di un'accelerazione repentina sull'autonomia. Cioè lei lo ribadisce sempre. Se non parte da là, cioè qua in Veneto significa veramente volersi fare male. Cioè se loro ci presentano una roadmap, diciamo, con dei tempi precisi sull'autonomia, noi andiamo col centro-sinistra. Partiva da subito dicendo, e qua dovevamo averlo già sul piatto, noi siamo il governo che porta al Veneto l'autonomia, era un discorso coerente, così, cioè sulla base di cosa?